Questo non è un normale hamburger e quello che vedete non è un timbro. Per realizzare un menù proibito ho messo le mani su questa bestia, un laser a fibra da 60 watt, una macchina industriale capace di vaporizzare la ruggine, tagliare l'acciaio inox come burro e manipolare la chimica della plastica. Oggi non siamo qui per l'ingegneria, siamo qui per rispondere a una sola domanda. Posso usare questo laser per incidere il mio pranzo? O gli darò fuoco provandoci? Mettetevi comodi perché stiamo per violare un bel po' di leggi sulla fisica, ma per arrivare a quel panino dobbiamo capire come domare la bestia. Quindi facciamo un passo indietro, partiamo dall'inizio. Bentornati in un nuovo episodio di Spacchetta Tega! Oggi con noi, oltre al vostro mitico host Mario, c'è Gabriele. Oggi non c'è Ezio perché il mitico invincibile, signori, è via a fare un mega corso da palombaro. 6 mesi via. Quando tornerà spero che mi porti il casco perché sono curioso di vedere com'è. In questo episodio andremo ad aggiungere un nuovo macchinario fondamentale per aggiungere qualità, aggiungere performance, aggiungere nuove prestazioni in questo laboratorio e stiamo parlando di... Secondo me è un laser. No, Dannazione. è un aspiratore, tra le altre. Per cui oggi parleremo, Gabri, di questo bel nuovo laser che, come vedete, arriva da questa azienda che si chiama Monport, fa laser CO2 e laser a fibra. Questo è un vero laser a fibra che ora andremo a aprire e dopo andremo a testare. Facendo cosa? Incisioni. Incisioni dove? Su quello che vogliamo. Su cosa? Lo vedremo dopo. Quindi oggi apriamo questo bel pacchettino, andiamo a creargli una postazione su misura, ma dove la andiamo a mettere poi questa postazione? Sulla combinata. Cioè tu dici che il punto ideale dove piazzare un laser fisso in lab è sulla combinata? Al momento sì, poi vediamo. Al momento sì, in realtà Perché? no. Perché secondo me tu hai qualcosa che mi nascondi. Io ti nascondo sempre qualcosa, tientelo bene a mente. Intanto apriamo questo pacco, poi andremo a vedere dove piazzare la postazione del laser a fibra. Anche perché, nonostante ci sia la Proto Room e l'ufficio qua a fianco, cominciamo già a essere abbastanza strettini. Nel senso che forse con l'ufficio ci dovremo spostare e anche quello diventa Proto Room. Dove lo mettiamo l'ufficio? Questa è un'altra bella domanda che scoprirai solo se ti iscrivi e attivi la campanella. Questo è uno dei classici aspiratori a più stadi di filtraggio che si usano di solito con i laser. La dotazione è standard e il sistema è efficace, ma a cosa serve davvero? Perché aspiriamo i fumi? E questo aspiratore serve per aspirare i fumi per quale motivo? È per poter lavorare prima di tutto in sicurezza. Non è fattibile utilizzare un laser a fibra se fai tante marcature. Non è possibile utilizzarlo se non hai un aspiratore. Cioè, come per la combinata, una pialla è possibile utilizzarla, la pialla non è che non si accende senza l'aspiratore, però diciamo che l'ambiente in cui lavori diventa meno sano. Uno, perché quando tu vai a incidere l'alluminio o l'alluminio anodizzato, cosa vai a fare in sostanza? Vai a cavarlo, per cui andranno ad essere volatizzate nell'aria delle piccolissime particelle di alluminio. Lo sai che quando ero in Cina non usavano gli aspiratori? E infatti c'erano particelle di alluminio anodizzato ovunque. C'era proprio un bello strato. Non se la cavavano molto bene i ragazzi. Non erano molto bravi. No. Quindi ci serve per non morire. Ma più che per non morire, noi non facciamo produzione, ma facciamo prototipazione. Quindi non è che ci serva lavorare 80 ore a settimana su questo laser, ma semplicemente ci serve per vivere in un ambiente un po' più sano. Tutto qua. Un altro motivo per cui ho scelto questo aspiratore, oltre alla capacità di filtraggio a più stadi, appunto, è questo tubo flessibile snodato, incredibile, molto versatile, lo attacchi semplicemente e poi rimane fermo dove lo lasci. Sembra un braccio del nemico di Spider-Man. Ah, quello di Spider-Man 1? Non mi ricordo come si chiamava il tizio. Quello con i bracci. Stracci. Dottor Octopus. È lui. Vacca boia, ma perché il mio cervello sa ste robe? Non sono un fan di giochi o videogiochi del genere. È un film. Dovete sapere che bramavo un laser di questa tipologia da un bel po' di tempo, non tanto per l'ennesimo laser che mi fa fare delle incisioni, ma perché io e Gabri stiamo lavorando a un prodottino da circa un paio d'anni. Prodottino che è in fase di test nelle sue varie versioni che abbiamo realizzato nel tempo e
per un componente specifico di questo prodotto bisogna tagliare una lamiera, e in passato ci siamo fatti fare vari prototipi di questo pezzo in lamiera tagliato con la macchina EDM, Electric Discharging Machine. Viene a costare tantissimo questa cosa qua, scoprendo poi alla fine che per lo spessore che abbiamo in mente noi anche un marcatore a fibra può andare bene, per cui nonostante questa sia una collaborazione ho accettato ben volentieri di collaborare principalmente per questo obiettivo. E voi vi chiederete: sì, ma di cosa si tratta? Si tratta di una bella storia che vedrete prossimamente, come prossimamente vedrete molte belle novità che riguardano Big Rocket e il fatto che mi avete visto molto incostante nell'ultimo anno e mezzo, 2. Sembra di essere un po' Indiana Jones, vecchio mio. Sembra di aprire la cassa del tesoro. Oppure di essere nella pubblicità del Montenegro. Adesso escono gli scarafaggi. È presente? Quelli che ti mangiano le Il braccia. tesoro andava salvato. Quell'antico vaso andava portato in salvo. Non mi ricordo. Potete capire il mio entusiasmo. È già smontata a pezzi. Come vedete è un laser galvo, qui abbiamo la testa galvanometrica, la sorgente separata, qua dietro abbiamo il piatto dove montare tutto, una scatola con noccioline. Oh, rullo di tamburi. Invece rule of di tamburi, si tratta della G Pro Series di Monport da 60 watt, fanno anche l'80 e il 100 watt. Funziona sia con Heads Cut sia con Lightburn e noi ovviamente lo utilizzeremo con Lightburn. Dici bene. Il tastino per andare a ripetere un'operazione senza dover ogni volta fare ok via, ok parti. Manopoline, occhiali classici verdi. Noi dovremo tirare fuori tutto senza spaccarlo. Tutto attaccato. Qui hai la base, bella base gigante. Qua monti la torretta, sulla torretta monti il braccio con la testa e sotto, un po' rovinata qua. Vabbè, ci servirebbe un carrello. Prima ti stavo chiedendo che c'era una sorpresa. Qual è la sorpresa? Sarà mica un carrello? È che noi come nei programmi televisivi di cucina abbiamo appena infornato il nostro dolcetto, ma in realtà Posso fare la valletta? abbiamo già il nostro bel carrello dove mettere laser, sorgente, aspiratore e tutto qua sopra. Oggi in offerta a soli 4,99 4,99,99 yen. rupie, la moneta che c'è in Svezia. no, serio, non voglio che dici Rupie, cazzo. non lo so. E se ti dico ding 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 ding. India. Quindi con calma adesso, vecchio mio, passiamo all'assemblaggio. L'assemblaggio del laser è molto semplice. Prendiamo la nostra base, ci avvitiamo sopra la colonna che alza e abbassa la nostra testa galvanometrica e come ultima proprio la testa galvanometrica che poi va posizionata con il focus al centro della nostra base. La parte di configurazione invece non è andata così liscia come il montaggio. Ho avuto dei problemi a configurare Lightburn con il laser. Problema mio che ho distrutto la chiavetta con tutti i file, i driver che c'erano all'interno, ma dopo aver contattato l'assistenza tecnica il giorno dopo mi hanno inviato tutti i file che c'erano all'interno, super veloci ed efficienti. Sono riuscito a installare in maniera corretta il laser. Andiamo al Mac, boh. E poi laseremo i panini. Andiamo subito a prendere dei panini al Mac. Voglio anche laserare dei nuggets. No, bisogna prenderne in più perché subito li mangiamo. Non è una brutta idea, Prima di partire con i test e con una veloce panoramica del settappino che ho fatto, molto bello e molto pulito a mio avviso. Partiamo dal mobile riciclando del trucciolato rovere di un Pax di Ikea che avevo, fatto il modulo sotto. Nella parte sotto abbiamo la sorgente più l'aspiratore dei fumi comandato tramite il suo pulsante, il suo telecomando. Sopra di questo l'aspiratore esce, cornicetta fatta per coprire, passa dietro e va direttamente sopra qua, per cui abbiamo un mobile a tutti gli effetti che si sposta integrato, tutto PC, sorgente, molto fatta bene. Nel retro ho modificato facendo una bella mascherina bianca per far passare tutta la testa galvanometrica dal vano. Ho lasciato solo il buco per far uscire il tubo con la sorgente, l'ho fissato
colorata, ma soprattutto per un tocco estetico ho utilizzato questa maglia fatta così piuttosto che il suo tubo corrugato un po' più brutto che c'era dentro, e semplicemente messo qua il suo interruttore, ok, con la spina, così lo sposto, lo collego, lo accendiamo e andiamo. Nella parte superiore i due cassettini, uno con un po' di materiali e robe che testeremo, quindi la solita plastica, le solite card in alluminio. Dall'altra parte invece tengo gli accessori. Da questa parte ho comprato separatamente una morsa. Questa morsa va appoggiata qua e serve per tenere in tensione le lamiere, in modo che quando si prova ad andare a tagliare una lamiera, questa rimane ferma e non si deforma. Dopo proviamo a tagliare delle piccole lamiere sottili che mi erano rimaste da un altro test di un altro laser, ma poi ci concentriamo meglio sul taglio in un altro video, proprio perché per tagliare è meglio utilizzare questa lente che ho preso separatamente. Questa è una lente per un'area di lavoro 175-175, questa è una lente da 110x110. Questo comporta semplicemente che la nostra area di lavoro è più piccola e il punto di messa a fuoco basso, quindi dobbiamo avere due punti di messa a fuoco, uno per una lente 175 e uno per la lente da 110, ma poi il singolo raggio è più potente perché è più concentrato in quel punto, quindi anche per tagliare altri tipi di lamiere dovremo essere a posto con questo nostro setuppino morsa più lente. L'ultima chicca che ho preparato appunto è utilizzare il tablet, questo qua con Windows 11 installato, come PC di questa macchina qua, oltre che della Protorum. In sostanza questo è un braccetto classico dei monitor. Qua abbiamo due cavi, connessione al laser e alimentatore, e questo va e si sfila così. In questo modo io mi posso prendere questo dalla Protorum dove è fisso a parete, ho il suo alimentatore, ho il cavo che va direttamente al laser. Quando mi serve utilizzare questa macchina prendo il PC della Protorum, lo metto in queste staffe stampate su misura, lasciano aperti qua i buchi per arieggiare, si blocca in fondo come vedete, colleghi uno, colleghi l'altro, you are ready to go. Cavi non se ne vedono, passano, ho fatto un bel cable management bello e pulito. Ma prima di passare ai test voglio spiegarvi velocemente due cose qua alla lavagna, quindi che parametri ci sono per comandare e testare un laser a fibra e che differenza c'è fra un laser a fibra con sorgente MOPA, che è proprio questa sorgente in questo laser qua che ti permette di fare molte cose in più. Bene, noi siamo abituati a utilizzare col laser principalmente due impostazioni, ovvero velocità e potenza, quindi possiamo regolare quanto andiamo veloce, quanto si sposta il raggio e che potenza ha quel raggio, e questo è esattamente quello che succede nei laser galvanometrici a fibra standard. Abbiamo un'onda quadra nei laser a fibra perché immaginatela di vedere come il laser è acceso e spento, quindi letteralmente uno switch, come qua, Q-switched, acceso, spento, acceso, spento, acceso, spento. Però noi questa frequenza non la possiamo andare a modulare, per cui avrà una frequenza fissa e al massimo che andiamo a modulare, anche in questo caso, è solo la potenza e la velocità, cambiando di poco i nostri parametri. Il MOPA invece è una tega totalmente diversa. Abbiamo questo grafico rappresentato nella maniera peggiore perché non so disegnare, e abbiamo due parametri in più oltre alla velocità e oltre alla potenza. Abbiamo la frequenza e abbiamo il Q-pulse, ok? Ve li spiego molto semplicemente. La frequenza è esattamente quell'onda quadra che noi andiamo a generare nel tempo in kHz, per cui in quel secondo lì noi possiamo alzare o abbassare la frequenza in un determinato range che abbiamo. In questo laser specifico è questo range. Il Q-pulse invece è un'unità di tempo espressa in nanosecondi, ovvero quanto rimane il raggio fermo in quella frequenza. Vi faccio un nuovo grafico. Come vedete nel grafico abbiamo quest'onda quadra che rappresenta nel tempo la frequenza. Sotto invece abbiamo il Q-pulse. Il Q-pulse è quanto dura l'on del laser in quella frequenza. Quindi se noi abbiamo quest'onda quadra che indica la frequenza noi la possiamo alzare o abbassare in base al tipo di lavorazione che vogliamo fare. Il Q-pulse è quanto è l'ampiezza della singola onda quadra, quanto rimane aperto. Questo ci porta ad avere lavorazioni differenti, ma soprattutto
soprattutto possiamo fare incisioni in maniera diversa, togliere e andare ad asportare materiale in maniera diversa. Un'altra roba fondamentale è sull'acciaio inox. Oggi non lo vedremo perché voglio studiarla un po' meglio, ma possiamo fare con questa tipologia di laser MOPA incisioni sull'inox a colori, ovvero proprio andando a modificare quello che è la nostra frequenza e la nostra Q-pulse, ok? Possiamo andare a fare degli effetti sull'inox e specialmente solo sull'inox poi si trasforma in una reazione colorata e possiamo fare incisioni molto divertenti. Ok, spero di essermi spiegato correttamente con questa cosa e che nella vostra testa come funziona un laser galvo è più chiara. È una roba che vorrei fare per farvela vedere, ma ditemela sotto nei commenti. Io voglio smontare la sorgente e farvi vedere esattamente da dove viene prodotta la sorgente a fibra e perché un laser a fibra si chiama fibra e perché tanti online dicono cazzate dicendo che alcuni laser, solo perché hanno una testa galvo, sono a fibra. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Noi cominciamo con i test. Quindi intanto scotta un po', completamente irriconoscibile da prima se non per il bordo nero. Pazzesco! guardate qua, questa non è magia, è ablazione pura. Sulla moneta da €1 ha vaporizzato l'ossido senza nemmeno scaldarla troppo e sul Leatherman ha strappato via la vernice industriale come se fosse burro. È qui che si capisce la differenza fra un giocattolo e uno strumento industriale, la violenza controllata. Però bisogna capirlo questo laser. Vi ho detto che la fibra odia l'organico, giusto? Ecco la prova. Sul rovere massello niente, invisibile. Ma se prendo l'MDF nero, il Vilcromat che mi avete visto usare in tanti progetti, boom, ecco l'incisione. Perché il laser non vede il legno ma reagisce con il carbonio del pigmento nero. Sulla foglia secca invece, diciamo che abbiamo imparato che cos'è la potenza eccessiva, l'abbiamo letteralmente assassinata. Damn! C'è la mia mano dietro, raga. Questa è la mia mano che c'è dietro. Questa era la cosa più inaspettata per me, perché io pensavo che l'avrebbe... L'avevi fatto da dietro? Io l'avrei fatto da dietro, ma non pensavo che la parte che riflette assorbisse il raggio, perché ovviamente se riflette... Vecchio, non è il tipo di materiale che reagisce a questa lunghezza d'onda. Bello! Ok, i prossimi test che faremo, mi sono preparato delle mattonelle di vari materiali plastici stampati dal PLA al PETG al ABS all'ASA e proveremo a fare quelle matrici di test velocemente per vedere di fare delle belle stampe su delle stampe sulle stampe, possiamo dirlo? Possiamo dirlo? Sni.
Sni, dice il Leo. Sono più incisioni, direi. Sono più incisioni. Beh, in effetti incidiamo le stampe. Sul bianco abbiamo veramente poche speranze, perché il bianco dovrebbe riflettere tutta la luce a infrarossi che genera il laser, mentre col grigio, ma soprattutto con il nero, abbiamo delle ottime possibilità. Andiamo belli spediti, raga, e partiamo dal PLA. Sul bianco delusione totale, il laser passa e non succede nulla. Sul nero incide, ma la vera sorpresa è il grigio. Qui il risultato è nitido, definito, tanta roba. Quindi il PLA non è tutto da buttare, dipende solo da che pigmento scegliete. Ora passiamo all'asa. Non ho molti colori di questo, ma guardate sul bianco, dove il PLA falliva, qua riusciamo a incidere con successo. E sul nero diventa bianco puro, un contrasto perfetto in questo caso. Passiamo al PETG. Qua ho solo il grigio a disposizione, ma il risultato comunque rimane interessante. Modificando la potenza riusciamo a ottenere una scala di grigi reale. Sembra quasi di avere più definizione rispetto agli altri materiali. Se voi a casa avete dei materiali particolari, misto fibre, misto legno, quei materiali tipo marmo o altro, vi va di stampare delle mattonelle 50-50 e mandarmele? Su Instagram testeremo tutti i materiali per vedere quello che risponde meglio. L'ultimo materiale che testeremo è proprio l'ABS. Ma attenzione, perché non tutti gli ABS sono uguali. Infatti ho fatto un test un po' più cattivo. Ho preso due tipologie di ABS nero, uno della Azurfilm e uno della Gitec. Stessi parametri, il risultato: Azurfilm schiuma bianco e nitido e il Gitec rimane un po' più spento, quasi marroncino. La qualità del filamento fa la differenza anche sui laser. In conclusione, il vincitore assoluto di tutti questi test? Beh, l'ABS grigio. È quello che dà il contrasto migliore e la finitura più pulita. Se dovessi fare un frontale di un pannello di controllo con scritto tutti belli le etichettine, teso, userò l'ABS grigio. Continuiamo ad alzare l'asticella, passiamo al taglio del metallo. Mi sono preparato 4 tipi di metallo: foglio classico di alluminio da cucina, quindi molto basso, molto più basso di 1/10, acciaio inox 1/10, ottone rame 1/10, ottone 1/10. Questi li useremo nella morsa, questo lo possiamo usare così. Faremo in questo caso dell'alluminio una matrice di puntini molto simili ai buchi degli speaker dei MacBook Pro. Partiamo fra 3, 2, 1. Vacca boia! Era velocissimo. Ma che cazzo! Faceva il rumore di una spada laser che bucava un... What? Wow! Cioè, quanti buchi erano? Forse era un po' alta la potenza. Ok, riesci a ingrandirla di un po', che voglio vedere una sparata totale. Alright? Pronti? Attenzione, 3, 2, 1, fuoco! Ci sono i coriandoli che volano. Porca! Intanto accendiamo l'aspiratore. Ah già. Questo dell'alluminio è sicuramente una delle robe più divertenti che ho fatto con un laser. Passiamo oltre, andiamo con l'acciaio inox da 1/10. Qui la chiave non è la potenza bruta, ma la ripetizione. Con 10 passaggi veloci, tac, tagliato, bordo pulito, niente bave. Tagliato! Andiamo avanti, passiamo con l'ottone, sempre da 1/10. Lo mettiamo dentro la morsa e stringiamo bene. Con l'ottone pensavo fosse un po' troppo duro e ho impostato 70 passate. Ho esagerato, l'ho praticamente disintegrato. Ne bastava 1/3. Questo laser attraversa il metallo come se fosse burro. Facciamo 2 test, sia uno di incisione sull'ottone sia di cerchio per tagliarlo. In entrambi i casi funziona egregiamente. L'ultimo test che facciamo di taglio è proprio sul rame, sempre da 1/10. Con questo laser alla fine si ha la precisione per le plastiche e la potenza per i metalli. Ma ora, dopo tutto questo bel tagliare, provare a bruciare così, ci è venuta un po' di fame. Ok Leo, adesso sai qual è il momento? Sai cos'è il momento di cosa? Si può dire? No, non so. Vai. Che Leo, adesso sai che momento è arrivato finalmente? No, non so. È il momento che tutti quelli che hanno aperto questo video stanno aspettando, ovvero incidiamo solo cose sbagliate. E sai cosa andremo a incidere? Sono andato al Mac e ho preso il mio menu preferito, che ovviamente è l'Happy Meal, con tutto quello che concerne, e una serie di altre squisitezze che proveremo a vedere cosa succederà. Quindi... prima incisione che andremo a fare è, signore e signori, su questa prelibatezza chiamata hamburger. Hamburger. Hamburger.
Su questo ho un'idea, andiamo a provare a incidere il QR code, un QR code intanto. Comunque, hamburger regular, madonna, ma come l'hanno piegato questo qua? Siamo pronti col primo test sulla... E questo qua è un lavoro, Butei. Sì, allora, primo test, incisione di un hamburger. 3, 2, 1, fuoco! Come ci aspettavamo non sta facendo nulla perché è un materiale organico. Allora, si sta cuocendo il ragazzo. Ok, abbiamo appena scaldato questo hamburger qua con quel laser qua dietro. Adesso lo assaggiamo. Ma sai che è caldo? Veramente? Se ti serve un microonde, puoi usare anche un laser. Passiamo oltre. Prossimo test, patatina fritta, a cui proviamo a incidere sopra. Rip. Rip il McToast, esatto. Allora, incisione su nuggets invece vi dirò caldo per essere caldo e caldo. Ah, sa di polenta che hai lasciato sulla gradella. Incisione su nuggets sembra un po' un titolo di un'opera d'arte contemporanea moderna. Non posso terminare questo esperimento con una sconfitta, quindi se il laser non riesce a incidere l'organico, diamogli noi l'organico. Cosa vuole? Il carbonio. Quindi ho utilizzato una bomboletta di nero opaco per pitturare la sagoma quadrata del QR code. L'obiettivo qual è? Quello di andare a incidere il QR code al negativo, quindi lasciando le parti nere fatte in bomboletta e il bianco sarebbe quello del pane. Sei pronta? Prontissimi. Proviamo a vedere sta roba qua. Poi lo mangi tu? Non lo mangio, ho già mangiato il McToast e ti dirò. 3, 2, 1. Oh, vacca boia! Vacca boia! Ma sta venendo da Dio! Cioè, perché non lo sta, Scusa. non lo sta proprio toccando, Ma capito? esisterà una vernice commestibile o qualcosa di... Oddio, ci sono anche le perfetto. mutande commestibili. Dici perché non fanno la vernice? Allora è un po' Sì, bruciatino. quello lì è bruciatino. Ai 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 ai. Ok. No. Abbiamo delle parti tanto bruciate, Secondo tentativo. Secondo me non funzionerà. Perché? Perché è poroso. 3, 2, 1. Vai. Hai diminuito la potenza? No. Sto tuonando, non me l'hai ricordato. E allora non funzionerà di sicuro. Prova numero 3. Fuoco. Interessante. Ci siamo. Quante passate hai fatto? 2 ma la stop. Allora sì, bravo. Non penso Dobbiamo che capire venga. se questo qua è il bruciatino o è ancora pitturino. Qualche missing part che non funziona. Sulla parte sopra funzionerebbe perché è liscia. Qua abbiamo tutti i forellini. Quindi rispondendo alla domanda del video, ho inciso il mio menù personalizzato? Assolutamente sì. È commestibile? Assolutamente no, a meno che non vi piaccia mangiare la vernice acrilica. Ma abbiamo sicuramente dimostrato cosa si può fare con un bel laser MOPA. Fatemi sapere qua sotto nei commenti tutte le cose sbagliate che dovrei incidere.